Giuseppe. Biancaneve, vero? Giuseppe, dove è nato? Salerno. Quando? 28/61. E siamo in carcere, vero? Sei in carcere. Lo sto dicendo. Sto dicendo. Se c'è il foglio lì, lo leggo per cortesia ad alta voce. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia predisposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ecco. Lei è un detenuto, conosce molto bene la vita del carcere, sa cosa vuol dire essere accusati innocentemente o non innocentemente. Per cortesia ci dica la verità. Sì. Lei ha una ragione in più per farlo, va bene? Sì. Prego, Ministero. Grazie Presidente. Senti, vuole essere ripresa la telecamera o no? No, è la stessa cosa. Va bene. Sgangarella, può dire innanzitutto alla Corte da quanto tempo lei è detenuta a Sollicciano? A Sollicciano esattamente non mi posso ricordare, signor Pubblico Ministero, però so parecchi anni. Dall'inizio, lei ricorda quando fu arrestato per il fatto per cui lei è detenuto, in che epoca? Fui arrestato il 17 agosto del 1979. 79. E il fatto per cui fu arrestato non è avvenuto a Firenze? No, a Salerno. A Salerno. Quindi lei è venuto a Firenze successivamente? No, mi trovavo nella casa di reclusione di Porta Azzurro. Poi quando si fu che hanno aperto il carcere di Sollicciano, sono stata tradotta nel carcere di Sollicciano. Quindi Sollicciano, da quel che abbiamo presente in quest'Aula, è aperto all'inizio degli anni '80, quindi sì. Può essere che lei sia a Sollicciano da più di 15 anni? Sì, sì. È così? Sì. Senta, a Sollicciano o è stata anche alle Murate lei? No, Sollicciano. Sollicciano. Lei ricorda di aver conosciuto Vinci Francesco? Sì. E ricorda di averlo conosciuto in carcere a Sollicciano o al centro clinico? Al centro clinico. Ricorda come mai il Vinci la prima volta l'ho conosciuto quando è iniziato lo sciopero della fama. Il Vinci? Sì, e la seconda quando c'avevo la mano fasciata. Cioè è avvenuto 2 volte? Al centro clinico. Senta, lei con il Vinci Francesco ha stretto una qualche amicizia, confidenza? Le parlava di qualcosa il Vinci? Ho avuto quello poco di confidenza che poteva avere, signor Pubblico Ministero, perché anche lui aveva tante di quella paura di parlare. Allora ho iniziato a parlare io di quello che avevo commesso e tutto, allora il Vinci si è cominciato un po' a aprire con me. Cioè lei a Vinci riferì cosa aveva commesso lei Sgangarella e allora lui si è cominciato un po' a aprire verso di me. Lei ricorda qual era l'accusa che veniva formulata al Vinci a quell'epoca? Che fu indagato il Mostro di Firenze. Le ricorda, aprendosi il Vinci, cosa le diceva? Il Vinci la prima cosa che mi disse Sgangarella, mi devi fare un piacere, se tu per caso uscirai o in permesso dove vai, dovresti portare una lettera a mia moglie a Empoli, perché ho paura che i miei amici mi fanno fuori. Cioè, quando era detenuto con lei, che abbiamo ricostruito, siamo negli anni 82-83, lui aveva paura di essere ammazzato. Sì. E le chiese di dare una lettera da portare alla moglie. Sua moglie a Empoli. Lei gliela portò questa lettera? No, non l'ho potuta prendere quella lettera perché non so dove sono stato quei giorni, già come gli disse. Sì, ora Sgangarella, lei come sa quello che ha già riferito al PM lo deve riferire alla Corte e deve dire la verità come le ha detto il Presidente. Quindi lei dice che questa lettera non gliela dette perché poi fu scarcerato lui, Vinci? Sì, quando sono ritornato in sezione mi disse gli amici che Vinci era stato scarcerato. Senta una cosa, ma perché Vinci aveva paura di essere ammazzato? Questo non lo so, l'emittente mi cominciava a fare il Vinci, dice che avevi il terrore terribile di Pacciani. Sempre quella questione, si riunivano in una fattoria. Ecco, scusi, ce la vuole spiegare per bene questa? Allora, quando iniziò a parlare con il Vinci, allora il Vinci mi cominciò a dire che lui teneva che lo facevano fuori i suoi amici di fuori. E chi erano questi suoi amici di fuori? Non mi disse i nomi, ma mi disse soltanto mi devi fare un piacere, se tu vuoi in permesso vai Loni, se puoi portare una lettera a mia moglie a Empoli e in caso mi succede qualcosa la devi portare alla procura di Firenze, mi disse il Vinci. E poi incominciò a parlare un po' per il Vinci, ma perché c'hai tanta paura?
E dice, ma guarda, così e così, io Pacciani, un certo Postini di San Casciano, un certo Mago, a 2 prostituti ci ponevo in una fattoria e facevamo alcune cose e dettavo legge Pacciani. Sì, ci vuole spiegare un po' meglio, lei l'ha spiegato meglio, lei deve ricordarsi che deve dire la verità, quindi ci deve spiegare esattamente cosa Vinci le diceva di questa fattoria, dove andavano e lei parla di un mago, di 2 prostitute? Un mago, 2 prostitute, un certo Postini di San Casciano. Ma il nome Pacciani glielo fece? Sì, me lo fece il Vinci di Pacciani. E come mai aveva conosciuto, secondo quello che all'epoca le avrebbe riferito il Vinci, perché Vinci aveva conosciuto queste persone? Questo l'ho sempre detto, dottor Canessa. L'ho sempre ripetuto, anche nei verbali sta scritto. Sì, Sgangherella, io so che l'ha scritto nei verbali, i verbali sono depositati, tranne la Corte li conoscono tutti. Volevo vedere di capire come mai innanzitutto il Vinci le fa questo discorso, le dice che ha paura e l'esatto contenuto di questi racconti del Vinci. Ma il Vinci mi comincia a fare anche quell'atto confessioni che dice che il Pacciani era avuto un bambino da una donna e poi è successo il finimondo fra Pacciani e il Vinci, una faccenda di un bambino che già sta scritta negli atti, come le sa. No, io questa del bambino... Lo disse al suo il commissario che mi veniva a interrogare da lei delegato. E allora inizia tutta questa discussione con il Vinci. Senta una cosa, scusi, ma il Vinci all'epoca le parlava di nemici che aveva fuori o amici che l'avevano abbandonato? Mi parlava del carattere. E poi lei ci riferisce che questi amici, o amici che fossero... Mi ha parlato di alcuni amici che l'ho conosciuto anche in carcere anch'io, dottor Canessa, ma mi ha parlato del Caramosca e del Ricci Massimo e più le persone che mi parlavi il Vinci. Il resto non mi diceva più nulla. Senta, torniamo un attimo a questa fattoria dove si riunivano. Questo non me l'ha mai spiegato. Non gliel'ha mai spiegato. Io ho fatto uno schizzo su un foglio come dovrebbe essere ricato, come mi disse il Vinci, gli schizzi. L'ho fatto a lei. Però lo schizzo che lei ha fatto, Sgangherella, è uno schizzo in cui lei dice che era una casa che le aveva offerto Pacciani, sì. Ma però rettifica anche la cosa, era quella e lei casa, ha spiegato che le è sembrata era la casa di cui infatti non era lei, non era quella casa. Ce lo vuole spiegare per bene allora come? In quanto il Pacciani, quando lo conobbi in carcere... Lei lo conosce dopo il Vinci? Conosco il Vinci, poi il Vinci è stato scarcerato, poi conobbi Caramosca, che Caramosca poi c'è la 10 e si è messo a fare il portavitto, però per me non ha avuto nessuna confidenza il Caramosca, e poi ho conosciuto il Pacciani. Beh, allora conoscendo il Pacciani... Pacciani ebbe la stessa confidenza che aveva avuto con Vinci. Ma più confidenza l'ho avuto con il Pacciani, perché in quanto che al centro clinico era scrivano e stava aperto dalla mattina alla sera, faceva parecchi lavoro, sia sagrestano, operatori cinematografici, giardinaggio e tutto, e allora poteva stare più fuori di altri detenuti. E allora stavo sempre a parlare con il Pacciani vicino a Cella. Come mai? Perché oramai si era preso quella specie di amicizia, Pacciani mi rispettava come un figlio, dicendo così. E allora parlavo sempre con il Pacciani e il Pacciani mi diceva: senti, sai Peppo, lo sai che il dottor Margara da me volta quando sempre faceva il famoso fucile? E io dicevo: Pacciani, ma dove l'ha messo questo fucile? Daglielo al dottor Margara così ti dai i giorni. E Pacciani mi diceva: no, l'ho buttato via quel fucile. E poi incominciò a parlare con la faccenda di una pistola che aveva portato un suo amico di San Casciano. Aspetti, ce la spieghi, anche se lei l'ha già spiegato. Lei ha scritto numerose lettere di sua spontanea volontà che io poi chiedo che siano acquisite dalla Corte. Lei ricorda di avere su questi fatti scritto di suo una serie di lettere? Sì, dopo che mi vengono interrogati il commissario delegato da lei. La prima volta perché le fu chiesto se lei conosceva. Bene.
volevo tornare a questa... Allora, io stavo parlando della casa, poi lei parla anche di una pistola. Vediamo, del fucile ce l'ha già detto, vediamo un attimo della pistola. Cosa le fu riferito da Pacciani? Mi fu detto da Pacciani che quella pistola non funzionava, si inceppava. Che lui aveva una pistola? Una pistola, però non mi disse che marca e che calibro. Si inceppava e l'ha portata da un suo meccanico di San Casciano per farlo un po' aggiustare il tamburo che non sparava. Mi fu detto da Pacciani che quella pistola non funzionava, si inceppava. Che lui aveva una pistola? Una pistola, però non mi disse che marca e che calibro. Si inceppava e l'ha portata da un suo meccanico di San Casciano per farlo un po' aggiustare il tamburo che non sparava, come già riferette a lei. E come mai Pacciani le parla così di una pistola, insomma? Perché, dottor Canessa, fra noi detenuti ci raccontiamo più uno del diavolo. Non ci raccontiamo niente per gli avvocati, ma fra noi ci raccontiamo tutto. Ma e questa pistola, Pacciani gliene parla con qualche scopo preciso o così? No, così. Che motivo ha Pacciani di dire perché lei c'è una pistola fra l'altro guasta? Perché si parlava della faccenda del fucile e allora uscì fuori anche la faccenda di questa pistola che si inceppava. E lui, secondo il racconto che l'avrebbe fatto, aveva portato questa pistola a riparare... A un suo amico di San Casciano, un meccanico. Di questo suo amico le ha detto chi era o come... No, un meccanico di San Casciano. Che lui come lo conosceva? Lo conoscevo in quanto che era il meccanico che gli andò a riferire che venivano due ragazzi, sfruttavano le due figlie, gli toglievano i quattrini. Cioè, secondo il racconto di Pacciani, quello a cui lui avrebbe portato la pistola era quello che gli aveva fatto la confidenza del fatto che le figlie... Che poi Pacciani uscì per andare a prendere queste persone che toglievano i soldi alle loro figlie. Quindi la confidenza era nell'ambito di questo racconto. Sì, ma io non capisco come mai il Pacciani le viene a parlare di una pistola e aggiunge che era difettosa. Dice lei nella confidenza o parlavate? No, è una confidenza così fra me e Pacciani, perché l'unica persona che poteva parlare con me era soltanto il Pacciani, perché Pacciani non poteva uscire fuori dalla cella, perché tutti i detenuti ce l'avevano con lui, con la storia della faccenda delle due figlie. E allora non poteva venire in chiesa, non poteva uscire, doveva andare là da sola. Ecco, ma il motivo per cui le parlava di questa pistola è perché questa pistola le faceva qualche proposta per fare qualcosa con questa pistola? Parlava della pistola che lui l'aveva usata per... Come mai lui aveva No, non mi fece nessuna proposta, a me mi fece solo una proposta, dice Giuseppe, se tu uscirai in permessa, io ho una casa a San Casciano, te la do, in cambio tu vieni lì in permessa e tutte cose. Però quando sono andato lì, come già gli ho raccontato, quella casa non è quella che lui mi ha disegnato sul foglio. Mi faccia capire? Cioè lui, quando era in carcere le promette questa casa? Mi promesse questa casa. Da quel che dice lei, in cambio di questa promessa non voleva nulla? Non voleva nulla, di andare in permessa. Poi quando è uscito lei è andato a trovarlo? No, io. Quando sono uscito in permesso mi viene Don Cupa e poi si prende un altro ragazzo, che Cigni Antonio, e siamo andati a casa di Pacciani. Insieme a Don Cupa. Ci siamo seduti in cucina e come mi sono seduto in cucina io mi stavo alzando per uscire fuori perché ho cominciato a vedere dei quadri vicino al muro con femmine nude a mezzo d'ora, parlando già come mi ha accennato dottor Canessa. Sì, io volevo sapere la storia della casa. Sì. Poi mentre stavamo seduti ci fa sedere in cucina, però non ci ha fatto il dare né a destra e né a sinistra in quelle altre due stanze. Ci ha offerto un bicchiere di vino, ha messo un disco per farlo ascoltare Don Cupa, poi siamo usciti fuori, ha aperto la porta che sta fuori il giardino, quella specie di casetta che ha costruito lui. E allora lì mi disse, ma Pacciani, gli disse, ma questa è la casa che mi ha detto a me che mi potevi dare quando venivi in permesso. Poi interviene Don Cupa e dice, no, Peppi già sta apposta, la casa ce l'ho data già io. E allora Pacciani a quel punto finisce la faccenda dell'appartamento, perché poi io vedo che la casa che Pacciani voleva dare non è la stessa. Ma perché di questa casa, oltre a parlarne, il Pacciani gli aveva fatto un disegno? Sì, mi aveva fatto un schizzo in coppa un foglio di blocco notes, che c'era una fattoria sopra e sotto c'era un'altra fattoria piccola. Che lui... Lei dice fattoria o perché lui le parlava di fattoria? Chiamiamola campagna.
perché c'era una campagna sopra e sotto c'era un'altra piccola campagna per 2 cancelli piccoli. Così era il disegno che l'aveva Sì. fatto Pacciani. Poi lei questo disegno dice che non l'ha più trovato e allora il disegno l'ha rifatto lei. L'ho rifatto nei modi che mi ricordavo e l'ho consegnato all'ispettore che mi venne a interrogare. E poi lei dice sono andato a casa di Pacciani e gli ho detto che non era la casa che... No, non era la casa che Pacciani mi disse che mi promisse. Ecco, però non vogliamo vedere il disegno, vogliamo mostrarlo? Ecco, è questo il disegno che ha fatto lei, può guardare. Questo è il disegno che ha fatto lei Sgangarella. No, questo non è quello che ho fatto io. Non è quello che ha fatto lei. Questo è quello che fece Pacciani, Per carità. che mi mostrò Pacciani. Sì, ma questo l'ha poi ridisegnato lei? Sì, l'ho ridisegnato in un modo normale. Proprio dove c'è l'antolaggio particolare, sotto c'era quella piccola casetta che mi voleva regalare Pacciani. Secondo quello che le dice Pacciani, la casetta che le vuoi regalare è quella in basso. La campagna è quella sopra e sotto c'è quell'altra piccola casetta che diceva Ma Pacciani. perché Pacciani avrebbe, secondo questo racconto, nell'offrirle questa casa addirittura le avrebbe disegnate? Che bisogno Perché lui mi fece questo dire, perché in quando uscivo in permesso non sapevo dove andare, e allora esattamente i primi giorni cominciavo ad andare da Don Cupa e mi ospitavo Don Cupa. Poi Pacciani, sapendo che non c'avevo casa e non c'avevo più i genitori, il stesso Pacciani gli disse: senti Peppo, puoi venire lì da me a San Casciano, abbiamo una casa e puoi essere bene queste offerte lì. Ecco perché mi fece questa proposta il Pacciani. Sì, ma dico, come mai fu lei a farsi fare il disegno? O fu... No, me lo fece vedere Pacciano, poi quello me lo sono messo in mente, insomma. E poi l'ho disegnato quando mi è stato chiesto dal commissario. Quello che le ho mostrato è il disegno che ha fatto lei. Poi me lo sono rifatto come me l'ho immaginato. Se l'ha immaginato o se l'è ricordato? Ricordato com'è, però non era esattamente perfetto, dottor Canessa. Sì, questo l'abbiamo capito. E allora non ho capito, lei dice a me sembra lo stesso, l'ha detto lei, gli stessi luoghi, la stessa fattoria dove dice Pacciani si riuniva con Sì, la stessa fattoria d'Orso Lunevio. Ma questo gliel'ha detto Pacciani o l'ha capito No, lei? questo è d'Orso Lunevio Pacciani? Per il Vinci e tutto, Sì. dice lei. No, questo No, no. dico io, voglio sapere da lei. A me il Vinci mi diceva che si riunevano in una fattoria, però non mi ha mai detto quale fattoria. Se Lei- è quella di Pacciani o qualche altra fattoria. Beh, Questo l'ho sempre fatto presente dal primo verbale. sì, sì, ma indipendentemente dai verbali, vediamo di capire da lei quello che ricorda e di capire come stanno le cose esattamente. Non ho detto quello che mi posso ricordare, io ho confermato dottor Canessa, non posso dire né tante né troppe, non posso dire una bugia. No, sarà bene che ne dica il meno possibile. E questo gli sto dicendo, lo schizzo gliel'ho fatto su quello che mi sono Che si ricordato ricordava? e gliel'ho dato al commissario. Senta una cosa, e invece i racconti che le faceva il Vinci di questa fattoria, Quello non mi ha mai fatto il nome a quale parte si trovava questa specie di fattoria, non gliel'ha mai fatto. mai fatto. Mi disse soltanto che si riunivano in questa fattoria il Vinci, un postino, un mago, 2 prostitute e altre persone. Si riunivano e Pacciano dettava delle leggi e gli altri azionavano, insomma, come diceva il Vinci. Sì, ma ho capito, e cosa facevano? Quindi Non lo so, si riunivano, parlavano delle cose, non lo so, roba sortileggi, queste cose qui. come sarebbe sortilegi? Cioè? Sortileggi, una specie di roba messi satanici, parliamoci chiaro. No, parliamoci chiaro, questo chi gliel'avrebbe detto? Chi gliel'ha fatto questo racconto? Il Vinci. E del rapporto fra Vinci e Pacciani, come mai si conoscevano? Si conoscevano perché giustamente come Pacciani era l'amante della Milva Malatesta. E questo chi gliel'avrebbe detto, scusi? Sempre il Vinci. Capisce, ma tutti questi nomi lei come fa a saperli? Ma se questi nomi me l'ha detto soltanto il Vinci, non è che me li può dire nessuno. Ma le diceva una prostituta o le No, mi diceva soltanto le prostitute, non mi diceva i nomi. Ecco, lei invece ha riferito che
questa donna lei la conosceva come la moglie di un qualcuno, è così? La Milva Malatesta. Sì, ho capito, noi bisogna vedere di capire se questi nomi e questi racconti che le vengano fatti, come dice lei, in che momento gli sono stati fatti. Quindi io le chiedo, il Vinci di questa donna, che lei dice Milva Malatesta, cosa le diceva? Che era amante del Pacciani o quello che era? Mi diceva che era l'amante del Pacciani da parecchio tempo. Ma era una donna giovane? Sì, era una ragazza quando la conobbe Pacciani, come mi diceva il Vinci. Che poi il Vinci stesso mi disse che il Pacciani era conosciuto un'altra donna e era avuto un bambino, una bambina, non mi ricordo preciso nei verbali cosa riferire. Di questo non ha riferito niente. No, si è riferito al commissario. Vediamo. Senta un po', lei invece ha riferito sempre in relazione a Pacciani e alla conoscenza che lei ne ha avuta in carcere, anche che il Pacciani la domenica non andava a messa. Sì. Cioè? Non cosa che ha messa. visto lei o la sentite parlare? No, non andava proprio a messa perché era proprio ordine della direzione. Era? Ordine della direzione, Pacciani non poteva andare in messa per mezzo dei detenuti. E cosa faceva? Si metteva in cella, si sedeva verso il muro sul tavolo, si faceva la messa a conto suo. Ma che facesse la messa per conto suo è una sua... l'ha capito lei? Da cosa... No, l'ho visto perché ritagliava alcune immagini da Coppa Cronaca Vera. Capito, cronaca vera? Cronaca vera, poi prendeva delle spese fuori scorze di formaggio e faceva delle spese di candele. E poi si celebrava la messa sua in cielo ogni tanto così, ogni domenica. Ogni volta. L'ha visto lei? Sì, l'ho visto. Non soltanto io, a volte chiedevo un po' di formaggio in più ai lavoranti per prendere un po' di celi in più. Alcune volte Don Cupo è venuto a prendere a Pacciani per fargli la messa soltanto a lui giù. Senta, di questo fatto che faceva una messa un po' particolare, lei ne ha parlato anche con qualche altro, con qualche educatore? Sì, e di queste cose qui ho parlato sempre con l'assistente sociale volontaria Egla Valori. E anche la signora questa... Sì, ogni volta che Pacciani... Lo sapeva anche lei di questo? Ogni volta che parlava, che chiamava, la Egla Valori lo chiamava, e incominciava a parlare di Dio, di Gesù, Pacciani andava su tutte le furie. Questo scusi, chi gliel'ha riferito? La Egla Valori. E lui dice non voglio ascoltare proprio niente, né di Gesù, né di Chiesa, né di tutto. Pacciani si alzò e andò fuori e gli disse non mi chiamo più a me di queste cose. Così l'assistente volontario non l'ha più chiamato. E l'ho già citato nei verbali. Sì, ma vede, Gangarella, al di là dei verbali, a noi ci interessa capire oggi la verità di questo suo racconto, no? Quindi sì. Lei dice di questo fatto che faceva queste messe, o queste, non si è capito bene cosa, era al corrente questa... No, al corrente non era al corrente l'assistente sociale. No. Ogni volta che andavo io in udienza, io ho sempre accennato di tutte queste cose qua, la Egla. Diceva lei. Poi se ne è accorta anche la Egla Valori che Pacciani è una specie di satanista, perché ogni volta che questa nonnina gli parlava di Gesù, di cose, Pacciani andava su tutte le furie. Questo gliel'ha detto la Egla Valori. E allora Pacciani in quel giorno disse signore mi faccia il piacere, non mi chiamo più a me, non ne voglio più sapere né di Gesù né di Dio. E non l'ha più chiamata la Egla Valori. E poi è iniziata a parlare la direzione, fece un gol e gli mise a Suor Elisabetta. E sempre su Elisabetta chiamava il Pacciani. È stata un'altra assistenza che gli avrebbe fatto il Vinci in relazione a questa paura che Vinci aveva che lo ammazzassero. Sì, questo lei deve far capire a noi lo so. Cosa... Ma non l'ho potuto mai capire, perché ogni volta che lui mi diceva Giuseppe guarda così e così, tu ormai hai commesso quelle che hai commesso da ragazzi, però tu sei libero per là, non c'è preoccupazione per altri detenuti. Però io lo vedevo che piangeva di brutto e mi diceva Giuseppe senti mi devi fare un piacere, io ho paura Pimio, ho paura del fuori, se tu vai fuori in permesso o qualcosa per piacere, se puoi portare una lettera a mia moglie a Empoli, se mi succede qualcosa devi portare subito alla procura fiorentina, dove c'è scritto tutte le cose, nome e tutto. Dice io non lo so, se vado in permesso te la porterò.
ma infatti poi io non so dove sono stato quel giorno. Spiegava perché aveva paura? No, non me l'ha detto questo signor pubblico ministero. Ma era una paura che aveva Avevo paura ai fatti proprio. di cui era accusato? Sì, paura proprio, dice, delle cose che ho commesso sono cose spaventose, Giuseppe mi diceva. Ho paura delle cose spaventose perché ci sono parecchi miei nemici fuori. Io come esco così mi faranno fuori. E infatti io questo non lo sapevo, che lui era uscito e poi era stato ammazzato, non l'ho saputo. Io l'ho saputo soltanto a maggio che era stato bruciato vivo in macchina. Perché Sgangarella poi lei dice, poi ha anche un'accusa di questo tipo, di essere stato in casa di una donna, indipendentemente dal fatto che l'accusa le viene mossa, la Mattei Milva, e in quella casa c'era appunto un figlio Sì, allora, Vinci. Lei lo sapeva che quel ragazzo no, era il figlio del non lo Vinci sapevo di proprio, cui lei aveva questo non lo conosciuto il sapevo. padre? La sera che conobbe la tutore Marinelli mi portò a casa, a San Mauro a Signa, e mi sono seduto sul letto, e allora in quel momento la tutore Marinella mi presentò il Vinci Fabio e mi disse: guarda, questo è il figlio del Vinci. Dice, scusa, tuo babbo è mia amica, è il mio carissimo amico, gli disse, sarebbe il Vinci quello in carcere. E allora in quel momento la tutore Marinella e il Vinci mi disse: guarda che mio babbo è stata bruciata viva in macchina. In quel momento non ci ho capito più nulla. Allora era vera, nella mia mente mi ha fatto la coscienza, allora davvero tenevo con la sua vita il Vinci, perché me lo fa portare questa lettera a moglie fuori? Ma sono passati tanti anni, lei... Io a me questo me lo disse la tutore Marnella e il Vinci la stessa sera, il 28 di maggio del 94. Io non lo sapevo che il Vinci era stato bruciato vivo in macchina. Io l'ho saputo da Vinci, il figlio, da tutore. Lei è sicuro che questo Fabio Vinci, di cui lei conosceva il padre, lo conosce solo quella sera? No, l'ho conosciuto quella sera. L'ho conosciuto quella sera a casa della tutore Marinella. L'ho conosciuto perché... Guarda caso poi, indipendentemente dall'accusa, lei su questo non ha diritto di non dire nulla, ovviamente qua è teste, è proprio in una casa dove poi c'è una persona l'ho conosciuto quella sera muore. Lo so, l'ho conosciuto quella sera che poi seppe che lui era l'amante di tutore Marinella. Ho capito. Il Vinci, sarebbe ex figlio. Senta, lei con questa donna che poi è morta, indipendentemente da come è morta, ha mai parlato del fatto dei Sì, ci ho parlato una sera, se mi sbaglio bene eri il 25, mercoledì, non so se preciso mercoledì o 26. Cioè qualche giorno prima della morte? Sì. Ed era verso le 7 e mezza di sera e mancavi il pane in cucina e cosa. Allora la tutore Marinella dice: Giuseppe, dammi le chiavi del tuo motorino, devo andare a comprare un po' di pane. E allora rimanette 10-15 minuti a parlare con la Mattei Milva. Che poi è morta. Sì, la Mattei Milva mi faceva delle strane cose: Giuseppe, ho paura. E diceva: ma di che cosa hai paura? Dimmelo, se posso fare qualcosa lo Lei trova faccio. tutta gente che ha paura. E cosa le diceva questa? Dice la Coppa Mano, qua Vinci, Marinella, roba, mi massacrano di botto, roba, questa cosa qui. Ho paura del Vinci, delle persone che porta a casa. Senta una cosa, lasciamo fare questo discorso che riguarda forse più la sua imputazione. Questa Mattei le ha mai parlato di fatti relativi al mostro? No, a me questo qui non me l'ha parlato la Mattei Milva, ma me l'ha parlato l'assistente sociale Franca Forti. Ah, miseria, lei c'ha sempre... Prego. Cioè... Lei che è andata a parlare con la donnina di Sant'Onino, che è anche la Franca Forti, seppe che lei sapeva qualcosa sul mostro di Firenze, gli raccontò che la Mattei Milva sapeva qualcosa del mostro di Firenze. A me questo me l'ha detto la Franca Forti, come l'ha raccontato in aula, e poi è stato interrogato più volte a Franca Forti su questa storia qui. Con lei quindi questi racconti non li ha fatti? Non l'ha fatto la Franca Forti questi racconti. Ho capito. Che l'ha saputo tramite di quella donnina di Sant'Onino. Maria Grazia, come si chiama, dove andava a bere il vino alla Mattei Milva. Senta una cosa, torniamo di nuovo al Vinci. E col Vinci lei per che periodi, quanto siete stati insieme o comunque nello stesso centro clinico? Periodi? Cioè, per io posso dire una cosa, posso stare 2 o 3 giorni massimo, dottore. 2 o 3 giorni. Nella stessa
nella stessa sezione, perché sono 12 celle. Capito? E allora in così pochi giorni com'è possibile che il Vinci le fa tutte queste confidenze? Perché vi ho detto come siamo fatti, noi dei denuncia ci raccontiamo tutto, dottor Canessa. Lei, a dire la verità, c'è stato di più, ma comunque questo non ha importanza. Ci raccontiamo quello che ci possiamo raccontare, però più di quello non mi ha voluto raccontare nulla. E lei ha detto che prima faceva lo sciopero della fame? E poi è venuto al 100 kg di sempre per la mano fasciata. Quindi c'è stato 2 volte. Sì. E aveva la mano fasciata per che cosa? Non lo so cosa aveva fatto, perché veniva dalla sezione. Gli al 100 kg ci portano soltanto quelli che fanno sciopero della fame o che stanno male o che si sono rotte la gamba. È proprio strano che poi lei va a capitare in una casa, quella della Mattei Milva, la quale muore e nella quale c'è proprio il figlio di Francesco Vinci, e lei dice che lo conosce solo in quell'occasione, Gangherè? Ma dottor Canessa, io gliel'ho sempre fatto presente che il Vinci l'ho conosciuto quella sera. È sicuro di non Io ho avere conosciuto- avuto rapporti tramite qualcuno con la famiglia Vinci? No. Capisce quanto è strano Sì, ho capito. il suo racconto relativo alla sua codetenzione col Francesco Vinci, e poi trova nella casa dove poi c'è una morta di cui lei è imputato, in cui c'è proprio il Fabio Vinci, e le fanno entrambi, il Francesco Vinci e poi questo Fabio Vinci, questi racconti un po' complessi. Ma facilmente lei può valutare, chiama la Totoro Manello e Fabio Vinci e glielo diranno loro. Ma loro questo è un altro processo. Io volevo capire come mai lei, che ha ricevuto queste confessioni da Francesco Vinci, si trova in una casa dove c'è il figlio e dove poi muore una persona. Perché lo seppe quella sera lì, che il Vinci è il figlio ex Mos di Firenze. Non ho altre domande, Presidente, grazie. Civili? Nessuno. Difensori? Difensore di Vanni. Forse l'aveva già detto, signor Scangarella, ma io sono stato venuto fuori. Lei si trova detenuto per quale motivo? Omicidio. E sconta l'ergastolo? Sì. Lei in tutto quanto ha scontato di carcere? In tutto ho scontato 18 anni. 18 anni. Senza uscire mai, salvo qualche permesso? No, sono uscito quasi 100 e qualcosa permessi, premi. Ma questi permessi premio immagino nell'ultimo tempo non li ha più lei? Me l'hanno sospeso quando mi hanno indagato di un omicidio della Mattei Milva nel 29 maggio del 94. Quindi nel 94 lei non ha più permesso? Mi hanno bloccato i permessi. Senta, lei ha parlato di questa lettera che gli avrebbe dato Vinci per la moglie? No, ho raccontato una lettera che Vinci mi aveva dato per portare la moglie a Empoli. Sì. Però non ho potuto prendere quella lettera perché quel giorno non sapevo dove stavo, perché io sto facendo bene, c'è una malattia, emofilia, ho visto sempre in ospedale, cose, traduzione, Chi è emofiliato? Lei? Sì, emofiliaco. Non so dove sono stato quel giorno, o sono stato in ospedale, sono stato a cosa, sono stato giù, io quando sono ritornato su ho saputo che il Vinci era stato scarcerato. Quindi aveva detto che gliel'avrebbe data ma non gliel'ha data? Non me l'ha dato più, perché la sera non l'ho più trovato. E questo quando avveniva? Non mi ricordo la data. Prima che Vinci venisse scarcerato, qualche giorno prima. Me lo dissi dopo 2 giorni. Dopo 2 giorni rispetto a che cosa? Scusa? Dopo 2 giorni da quando l'ho conosciuto, da quando ci ho cominciato un po' a parlare con lui. Insomma, lei in tutto, per quanto tempo l'ha conosciuto Vinci? È stato insieme in casa? L'ho conosciuto per 6-7 giorni massimo. E basta. Vabbè, ha già sentito l'obiezione che gli ha fatto il pubblico ministero. Sì. In 6-7 giorni questo gli racconta tutte queste cose. Avvocato, come gli ho detto, fra noi denuncia da detto così. E
il Calamosca e il Ricci Massimo quando li ha conosciuti? Il Caramosca l'ho conosciuto prima quando non c'era Pacciano, c'era a 115 il Caramosca e stava la cella numero 10 e l'hanno messo a fare il portavitto a Caramosca. Però Caramosca era una persona molto chiusa, non ci ho avuto mai Non avete mai parlato di Vinci con Calamosca? mai confidenze Caramosca. A parte le confidenze, ma di Vinci per esempio? Visto No, che Calamosca la conosceva. non ha proprio parlato con me. Lui passava in vita e se ne andava in cella. Allora lei dianzi ha parlato di Calamosca, ha citato Calamosca per dire cosa? Che l'ho conosciuto in carcere. Che l'ha conosciuto. Il Caramosca e il Ricci Massimo. E il perché le ha Pacciano. citate queste due persone? Quante persone ha conosciuto lei in carcere? Io ho conosciuto il Vinci. No, dico, ma lei in tutta la sua carriera, Se andiamo a parlare con le persone che ho conosciuto. E ci spieghi perché lei ora qui ci ha citato Calamosca e Ricci Massimo? Che mi sono state fatte quando mi hanno andato a interrogare le persone che ho conosciuto in carcere, se sapevo qualcosa su queste persone. Ma su queste persone non c'avevo mai niente a che fare. Ho capito. Con il Caramosca niente a che fare, era una persona molto chiusa. Mai parlato con lui. Lei prima, al momento in cui lei parlava col Vinci, e Vinci doveva ancora essere scarcerato, lei aveva mai sentito parlare di Pacciani? No, sì, il Vinci mi fece cose di Pacciani. Parlò di Pacciani Vinci? Per parlare dei Pacciani, di un certo postino, di San Casciano, un mago, alcune prostitute. Alcune prostitute, una persona un po' magari debole di mente, gli parlò anche di quella o no? Non lo so, che si riunivano in una fattoria. Che si riunivano in una fattoria. Questo glielo disse in questi 7 giorni che vi siete incontrati. Sì. Ma parlando di che cosa? A proposito di che gliene parlò di questa cosa? Parlando di cose perché lui diceva che aveva paura di terribili cose che aveva fatto fuori.